frutta è misura per il giorno, da pello fresca. Queste nere servono cose spano quando si friggono. Semenza, non ce ne adesso. Anche stavano solo un pochino di qua. Ora si inizia il sale. Un pugnetto di sale. Ya, sale muoiono. Ti pressa e prenderà di più il sale. Se no, hai visto che l'acqua già sta diventando nera, perché il sale ti butta tutto amarome, l'amaro della melanzana. Se non ci sono stato venuti in un mazzo. Che bella tenera che stai. Che caponata allora perché è? Che è caponata che c'è tutte cose. Tutto sembra lavato e si taglia pure a quadrettini. Ora andiamo a rallento, ma prima egli quando cucinava per 150 carosse, o pomeriggio c'erano stanchi a dire pure cocce. E ora, andiamo a soffriggere. Io sono contento che cosa gli faccio candere, sono felice. Io perché faccio mangiare. Di acqua, così demollisce, questo è un pochino. Mamma mia, mi piace. Olio di seme, però olio di seme è visto qualità, che è buono quando si sente il odore. Queste sono cannose e tutte cose, stanno a catare queste. Ma mai si è scucciato? Cucciare, tocca la mandela, capito? Non la fa fare. Un serio non viene un cuore. Vedi che bella oliosa, deve essere bella oliosa. Levici non si fa pure. Certo, se no ti rompe qualche tempo. Poi una soffietta proprio leggermente. Cipollina. Se no io prendo la cipolla, prendo un quarto, perché da bianca. Sale che è nero. Si spezza. Mantiene di più questa melanzana. La bellezza è i colori che dà. È bellissima. Quando mi piace fare a capo. Questi veramente sono i colori e il sapore della Sicilia. Fresco, prendo la forticina. L'odore che fa. Sente come? Che bello, guarda che piatto. La salsa. Un buco di sale e un buco di zucchero.
quando te si ammalgama tutta. Che si piglia il gusto di tutte le cose, capito? Diciamo di essere tutta brigata che facciamo una caponata. Ma che buona! Il raggetto mi piace, il raggetto forte, e poi non ci mettiamo il raggetto più forte, il raggetto di mele, che è più dolce. Raggetto di mele. Già pronta, vede che il sapore è preciso e la caponata è già pronta.